Lì, oggi è sabato, io, il mio sonno, il camper e il cane pericoloso abbiamo deciso di fare un giro. Stiamo andando, non mi ricordo dove stiamo andando, mi sono appena alzato. Stiamo andando quasi alla cazzo, che questo è un ottimo modo di viaggiare. Devi andare nella tua cuccia, nella tua cuccia qua, no? Devi star così te, è più comodo. Meglio, ma secondo me stai più comoda se ti metti seduta. Guarda che cane buona che devo vedere, che cane buona. Cane, una volta era un po' scemotto, adesso è sempre tutta seria, vero Amy? Sempre seria che controlla tutto, porco cane. Ho cambiato idea, ti porto a vedere il castello di Marostica, non ci sono mai stato, l'ho visto sempre in foto, ma deve essere molto molto bello. Siamo nel periodo delle ciliegie perché sennò di solito lì fanno anche sempre la fiera delle ciliegie, sarebbe stato bello anche quello, però magari ci si ritorna, oppure ci vai tu, ti abbuffi il ciliegie tu e poi mi racconti. Odio il navigatore, mi fa sempre fare le stradine nascoste per poi risbucare nella stessa strada che stavo percorrendo, è un po' senza senso sta roba. Aspetta che è buona, hai visto? Allora noi siamo nel primo parcheggio grande che ho segnato e dalla piazza degli Scacchi il castello sono 8 minuti a piedi, 600 metri, quindi lascerei qui, voilà, bello grande, vedi i camper ci stanno, addirittura anche dritti, continuo anche di là ed è gratuito soprattutto. Quindi per cui adesso ciao cane, prepariamo le cose, portiamo via anche il cane pericoloso ovviamente che viene sempre con me. Allora, portafoglio, il tablet, il telefonino, un power bank, no, non credo che mi serve, no, casomai lo uso qua, lo lascio a caricare intanto con i pannelli solari, la macchina fotografica per segnare tutte le puntine, i punti GPS e tu la GoPro. Andiamo. Cosa c'è Nina? Andiamo a curiosare, andiamo. Wow. Il cane pericoloso aveva paura di venire qua sopra, ma che bello. Au. Devo stare veloce perché l'ho lasciato a due ragazze 2 minuti, erano un po' terrorizzate, ma gli ho detto no, è pericoloso, ma non ti mangiano, non ti pincia. Bello cazzo, molto bello, accidenti. Vabbè dai, adesso vado giù, se no mi va in scaga, il cane è pericoloso. Ma che roba, bello, accidenti, bello.
è infinito. Qua? Permesso. Adesso devo fare tutto in fretta e furia. Ah, ma è chiuso, affanculo. Non butto sul castello. Povero cane. Andiamo dal cane. Io ho sceso questa scala qua. Vabbè. Andiamo pianino. Oh, un cane, eccolo là, scusate il ritardo. È bellissimo sopra. Ciao bellezza, ciao. Grazie mille, sei gentilissime. Ciao. Eccoci qua. Stai pure alle scale. Vedi qua. Beh, qua sì ce la fai, non è difficile, dai. Dai, queste sono facili. Dai. Preferisco un pavimento. E ha paura lei. Dai, guarda che c'è il gatto su. Dai, vieni che c'è il gatto. Dai. Niente. Mannaggia, sti cani. Mata. E queste sono facili. Gli scacchi. Remi che c'è il baule, giochiamo a scacchi col baule. Vedi? E là sopra c'è quell'altro castello che voglio andarci. Adesso ci vado. Bello. Controluce ma bello. Biglietto di accesso ai cani. Porco cane, capito Emi? Non ti vogliono qua. Ti stai in culo. C'è da dentro quelle chiese qua, Guarda che roba. Chiesa dei Carmini. Quella di prima era chiesa San Antonio Abate. Chiaro dei Carmini. Che simpatico. C'è scritto strada panoramica.
tappa 1, l'oliveto. Bello. Un po' ripidino, Cioè, abbastanza ripidetta, quindi no, non va bene per le persone anziane. I bambini bisogna stargli molto attenti. Magari nel video non sembra ripida, ma è ripida. Scordatela in bici, cioè, ovviamente. E io stamattina ho detto, mi metto le scarpe a ginnastica? No, non serve. Fortuna che ho tolto la felpa almeno, va? Cane, ti porto a scarpinare il brutto io, No, ma forse è stato meglio con gli scarponi. La discesa è un po' ripida dopo, Oh, è una bella salitina. Quindi se la fai non mandarmi a quel paese perché te lo anticipo. Vieni su preparato, non fumare, già mangiato e vestiti a cipolla. Cioè non nel senso che ti vesti proprio come una cipolla, ma a strati. Comunque sì, sia pieno di panchine c'è il perché, Vedo, siamo arrivati. Porca di quella troia. Che cazzi, sono stonfo. Quindi bello, il mio panino lì. E ci sono cani, me li fai fuori. Bello quando ti porto in quei posti e ti racconto un po' di storia, no? Però se no le puntine durano 80 minuti, dopo diventa un film, no? Diventa lunghissimo. A parte che la storia comunque la leggo, dopo te la ripeto. Ma ho fatto sempre le foto, se guardi negli album fotografici, di tutti i cartelli che ti spiegano cos'è questo, cos'è quello. E io ti faccio vedere più che altro i posti, ma che roba. E ti segno con le coordinate GPS dove andare, dove sono tutti i punti. Sai cosa? Un grande difetto delle puntine del mondo di questo vlog è che il cameraman soffre molto di vertigini e quindi occhio, cioè potevamo andare su qua, vedi? Potevamo andare su lì, vedere cosa c'era e invece niente. Bonjour. Bonjour, bonjour. Guarda che spettaculation. Che posti che ti segno, Non si scherza. Vedi, tale cane, tale padrone. Anche il cane ha le vertigini. Guarda com'è cagato duro. Emi, hai paura? Ma no, ci sono anche le sbarre. Ho imparato che dopo la discesa c'è la salita. Mannaggia, che scarpinata oggi. Dormo come
Come una uia, anche te Amy, vero? Allora, so Diego, te spiego. Di qua c'è la strada dei Frati, Monte Pauso, Campo Marzio. Ma io sono abbastanza stufo, però no, beh dai, di qua vado giusto a vedere che vedo un buco qua. È grande, ti passi una bella giornata qui, molto bello. Guarda. Wow. Molto molto bello. No, ok, qui si scende. Quindi questa è la strada per arrivare in macchina, quindi se tu arrivi in macchina, arrivi qua, la parcheggi e sei direttamente al castello, ma fatela a piedi. Cioè c'è la strada panoramica, è bellissima, è quella che ho fatto prima, no? Poi guarda. Ecco, vedi, ti dicevo, no? Per l'altra strada. Arrivi su qua e parcheggi qua davanti direttamente. Abbiamo visto, dai, vediamo sempre le cose noi. Sono sicuro che in camera non si capisce, ma oh, raga, è tanto ripido, miseria. Vabbè, no, ma a Vicenza sono un po' così, questi sentieri ripidi senza passamani. Mi ricordo una volta ho fatto una con un amico, lo maledico tutti i giorni, il sentiero della Grande Guerra in moto, con una brutale appena presa, sospensioni rigidissime, guarda che roba, e su sto sentiero di sassetti, coi tornanti, senza guardrail, 600 metri di burrone, porca puttana. Pure avevo gli ansiolitici dietro, sono tornato giù col monster del tipo e a lui ho lasciato la mia. No, perché poi sembra che esagero, cioè vabbè, però qua c'è da dire che hai il passamano, quel filo spinato, vedi? Pausa città. Loro scrivono tutte le dediche alle ragazze, poi le conquistano, poi gli tocca sposarsi e ce l'hanno in culo a vita. Parti giù, così giovane Amy, così giovane e bella, e sprezzi così la vita. Eccoci tornati qua. Bene, noi abbiamo finito, adesso andiamo anche avanti, direi. Molto bello, è stato molto molto bello. Consiglio vivamente. Vedi che bravi, cioè, tutti i parcheggi qua gratuiti. Ah no, un cazzo, c'è la colonia, come non detto. Scarico per i camper, adesso te lo segno. Ecco, vedi, noi prima siamo andati a fare la passeggiata su quella muraglia lì. Entriamo di qua, cane.
Permesso. Permesso. Ah, questa è la città, minchia, va che portoni. Poi anche un camper voglio il portone così, guarda che vistello. Il furgone dei zingari di Natale, bellissimo. Il wifi. Comunque tutti i posti che ti ho segnato li devi guardare anche sull'album fotografico, è lì che trovi tutte le coordinate GPS. Ultima news, abbiamo trovato il camper e c'è anche l'antifurto, perché voglio dire, con un camper tutto screpettato, con tutti i papoli del suino, ma che cazzo vuoi che ci entri? O a pranzo cicciuliamo, ma che è caduto tutto. Io avevo preso questa cosa qui vegetariana senza le mucche dentro, porette. Le farei con le pennette e dovrei avere ancora, ah no, l'ho finita, porca troia, la salsa di pomodoro. Sono cazzi adesso, con cosa lo faccio? Perché qua c'è al pesto, i peperoni, pomodori pelati. Apriamo questo, dai. Voilà, super pasta cruelty free, vinello noia free, acqua e via.